Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo in Liguria, a Brugnato, in provincia di La Spezia, 115 metri sul livello del mare, 1280 abitanti. La popolazione ha reagito con forza all'alluvione del 25 ottobre 2011 e ha reso il paese ancora più bello. Quindi diamo voce alle immagini e ai protagonisti del territorio. Avete visto Brugnato in questo periodo? È già bello, insomma, è una bella cittadina. Dopo il 25 ottobre era un disastro, compreso la mia abitazione, che era proprio diroccata completamente. E adesso l'ho rimessa a posto come era prima, senza l'aiuto di nessuno. Nessuno mi ha ancora dato un centesimo. No, anzi, devo dire che mi ha fatto qualche piccola offerta a qualche privato e l'Arma dei Carabinieri in congedo, che mi hanno aiutato. E il resto tutto da solo. Sono stato 40 giorni senza togliermi gli stivali dai piedi. Mi sono venute tutte le unghie nere e mi sono cascate tutte adesso, veramente. Se vuoi ce le faccio anche vedere. Purtroppo la casa io ho avuto la soddisfazione di averla quasi come prima, ancora no, ma quasi. Noi vi aspettiamo perché siete gente, vedo, simpatica, gente cordiale. Venite a visitare Brugnato, anzi vi invito a casa mia a vedere. Se avete tempo, quando volete, vi faccio vedere tutta la zona. Brugnato ha origini antichissime e vanta una storia millenaria e gode chiaramente di un glorioso passato. Sorse infatti intorno all'abbazia benedettina fondata dai monaci di San Colombano intorno all'VIII secolo. Subito dopo la conquista del territorio ligure da parte del re longobardo Rotari intorno al 644. Oggi il borgo di Brugnato conserva ancora le due porte principali, la porta Chicciola o Maestra a occidente e la porta Sottana a oriente. All'interno del centro storico, oltre a una vasta area importante archeologica, troviamo la cattedrale romanica del XII secolo, oggi con cattedrale dedicata ai santi Pietro, Lorenzo e Colombano. Vicino alla cattedrale abbiamo Palazzo Vescovile, che fu residenza dei vescovi dal 1133. Percorrendo le varie viuzze e i classici carugi tipici liguri troviamo dei bei portali medievali. Inoltre è molto interessante anche l'oratorio di San Bernardo. Vicino al fiume Vara troviamo il convento dei Padri Passionisti, che fu anticamente nel 1600 di proprietà dei Padri Francescani.
e lì vicino anche il ponte detto impropriamente romano, ma è un ponte medievale, un ponte romanico che serviva di collegamento appunto tra Brugnato e Borghetto. Sulle colline invece abbiamo il santuario della Madonna dell'Olivo, che è molto caro alla devozione dei brugnatesi. Abbiamo la frazione di Bozzolo, qui in collina, l'unica frazione che anticamente era il castello di difesa per l'abbazia, per il monastero dei monaci. Oggi conta una trentina di abitanti, una ridente frazione molto carina. In questo anno tutti quanti ci siamo adoperati per la rinascita, per la ricostruzione del nostro paese. Il nostro confalone comunale si rifà al collegamento che i brugnatesi ebbero storicamente fedeli alla Repubblica di Genova, quindi nella parte superiore troviamo la croce di San Giorgio, mentre nella parte inferiore vi è rappresentato un albero, il susino, che è appunto la pianta da cui deriva il nome di Brugnato. Il borgo antico di Brugnato, in provincia di La Spezia, si snoda intorno alla concattedrale intitolata ai santi Pietro, Lorenzo e Colombano. Andiamo a conoscere il parroco. Questa chiesa, che ha il titolo di concattedrale, lo ha perché fino a metà del 1800 il paese è stato sede vescovile. Questa chiesa è sorta nel 1133, quando appunto il Papa di allora ha eretto a diocesi questo paese. Questa struttura a due navate si ripete in altre occasioni in questa zona. Nel 1133, quando l'ultimo abate del monastero dei monaci di San Colombano è stato fatto primo vescovo di questa diocesi, si chiamava Ildebrando, ha abbattuto le due chiese precedenti, ormai magari un po' fatiscenti, e ha eretto questa nuova chiesa. Una chiesa è dedicata a San Pietro, San Lorenzo, per ricordare il fatto che questa diocesi era suffraganea dell'archidiocesi di Genova, e poi San Colombano naturalmente perché era il fondatore dei monaci che hanno costruito il monastero verso il 600 d.C. Abbiamo innesti prima di tutto di epoca colombaniana, quindi che provengono dall'Irlanda, proprio nelle rovine delle antiche cattedrali si notano, no? L'usanza di queste testoline. In seguito, 600-700, è passato il barocco. Il patrono del paese, invece, è San Pasquale Bailon, una devozione probabilmente dovuta al fatto che nel 1602 i padri francescani hanno costruito un convento che si trova attualmente là di fronte al casello dell'autostrada. Ancora adesso, quando il 17 di maggio, il giorno della festa del santo, il vescovo diocesano viene qui a celebrare questa festa.
La devozione a San Bernardo si rifà un po' al fatto che questo santo, in occasione della erezione a diocesi di Brugnato, ha intercesso lui presso il Papa di allora, che era stato suo discepolo. Poi è rimasta nel paese questa devozione al santo che è portata avanti da una confraternita. Ogni anno il 20 di agosto si svolge la festa più grandiosa del paese e a cui partecipano anche le confraternite vicine con i loro Cristi, come usanza in Liguria. Cos'è Brugnato? Brugnato per noi è come un... Non andremo mai a stare in città logicamente, per noi è la nostra vita. Qui ci viviamo, ci lavoriamo, ci scherziamo con gli amici, ci stiamo. Nonostante questa alluvione che abbiamo avuto, che ci ha smontato definitivamente, ci siamo rialzati, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo rifatto i locali e cerchiamo di andare avanti il meglio possibile. Io volo col deltaplano e ho questa passione, quindi ho vissuto anche delle immagini, ho visto delle cose che altri non hanno visto, perché ho volato giorni successivi all'alluvione e praticamente ho visto l'alluvione vista da un'inquadratura dove altri non l'hanno vista dall'alto, visto cosa ha fatto l'acqua, cosa ha portato via, e non è stato facile, diciamo la verità, non è stato facile. Però, come ripeto, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato di ricostruire e ora cerchiamo di andare avanti. Io l'invito che posso fare è: venite a Brugnato, perché Brugnato è veramente un paese fantastico, è fatto bene, ha un bel centro storico e soprattutto noi siamo persone molto accoglienti, e infatti chi viene da noi ritorna a Brugnato, perché quando vengono si sentono non in vacanza, ma si sentono a casa, perché proprio abbiamo un modo di accogliere la gente che quando vanno via dicono: noi siamo stati bene, siamo stati come a casa. A Brugnato i tanti colori del territorio si fondono con i buoni sapori della cucina. Ci troviamo alla Taverna dei Golosi, nel centro storico di Brugnato, il paese medievale. Noi proponiamo una cucina classica del territorio della Val di Vara, con tutti i vari prodotti dell'orto, i nostri casari, i salumifici. Possiamo trovare la coppa, il culatello, le salsicce, la pancetta, la testa in cassetta, più le varie torte di verdure. In questo caso abbiamo la torta di riso, famosa proprio qua nella zona, poi si fanno tutte le varie torte di erbe selvatiche, i flan di verdura. Poi nei primi piatti proponiamo un raviolo di carne e boragine con il ragù all'antica, cotto nel testo di terracotta come si faceva anticamente. All'interno troviamo le carni e la boragine, che è un'erba spontanea. Come secondi piatti il coniglio alla ligure, che è un classico proprio della cucina ligure da Ventimiglia alla Spezia. Noi lo proponiamo sfilettato senza un ossicino pronto da mangiare, con le olive taggiasche. L'agnello, l'abbacchietto classico nostrale fatto scottadito, oppure ripieno, o il coscettino classico al forno. Il canestrello classico dolce di Brugnato, un dolce salato con il finocchietto all'interno. La torta di pinoli classica alla ligure.
e tutta l'apoteosi dei formaggi dei nostri caseifici qui in paese, dalle cacciotta, la scamorza, il pecorino stagionato nella noce, i grandi pecorini. Grandi vini, delle colline della Val di Vara, abbiamo piccoli produttori che sono una vera realtà molto interessante, il pane fatto in casa, la frutta, in questo caso di stagione, i fichi, le pesche, le prugne e quant'altro. Allora vi invitiamo tutti a venirci a trovare alla Taverna dei Golosi, a visitare il nostro piccolo paese molto bello e ad assaporare i gusti di una volta. E nel Museo Diocesano di Brugnato, in provincia di La Spezia, è racchiusa la storia antica del luogo. Questo è una delle costruzioni del paese dove noi, in quanto brugnatesi, ogni brugnatesi si riconosce come parte di una storia che è secolare, perché qui prima c'erano i monaci, poi i vescovi, oggi è sede del Museo Diocesano che è in 3 sezioni. In questo momento ci troviamo all'interno della Cappella dei Vescovi. Alle nostre spalle c'è l'altare che è fatto di stucchi del 600, sormontato da qualcosa che può apparire un po' strano in una cappella e per un vescovo. I simboli dell'episcopato, la mitra, il pastorale, la croce e una corona. Il vescovo di Brugnato aveva il titolo anche di conte. C'è l'immagine della Madonna addolorata e sull'altare in questo momento ci sono 2 statue lignee, una alla destra Sant'Antonio Abate e l'altra San Paolo Eremita. Mentre qua abbiamo il quadro della Latazio di San Bernardo. Egli ha fatto erigere Brugnato come diocesi e i vescovi residevano in questo palazzo che oggi è sede del museo. Il museo ha diversi livelli. A piano terra c'è la zona archeologica dove possiamo vedere le fondamenta del primo insediamento monastico del monastero dei monaci di San Colombano, e lì viene depositata un'ardesia di una parrocchia della diocesi, la parrocchia di Piazza sopra Deiva Marina, dove c'è un scritto che riguarda il giorno del Signore, quindi un testo prezioso, un testo antico. Ci sono altre sezioni o stanze dove vengono conservati gli arredi liturgici. Per esempio c'è il pastorale, che è uno dei pezzi più belli della diocesi. Siamo nel 600, era del cardinal Durazzo, che poi ricevette in eredità il nipote che venne vescovo sempre di Brugnato, è per questo che viene qui custodito. Ed è il pastorale che viene dato ai nostri vescovi quando prendono possesso della diocesi. C'è ancora pezzi dell'argenteria che sono comuni a tante parrocchie della diocesi, siamo l'argenteria del Torreta. Possiamo trovare, si vede, il crocifisso, un crocifisso d'avorio con gli angoli in lamina d'argento, che tradizionalmente veniva usato per far baciare i vescovi che prendevano possesso della diocesi. La curiosità riguardo a questo crocifisso è che una tesi di laurea fatta da
laureando in giurisprudenza, facendo una tesi su una causa in tribunale del Settecento, dove consultava dei testi, delle lettere di un vescovo della diocesi, un vescovo Lomellini. Parla di un crocifisso d'avorio del Buonarroti che è sul suo scrittoio. È un caso, non si sa se è vero o non è vero, se è da attribuire al Buonarroti sul serio o alla scuola, non si sa. Però diventa un caso che sarebbe interessante studiare, verificare e vedere. L'altro pezzo è questa lamina di rame dove c'è il volto di Cristo. Nel passato i canonici la esponevano il Venerdì Santo perché è il volto di Cristo simile al santo volto di Manopello ed è copia del mandiglio. Nella parte dei paramenti vediamo ci sono una tunicella che è bianca in seta cruda. Accanto c'è una pianeta viola, tela dorata viola ricamata in oro. Noi la chiamiamo la pianeta di Napoleone. Il Papa l'ha rifiutata e lui la regalò all'arcivescovo di Genova, al Cardinal Spina, che a quel momento era amministratore apostolico di Brugnato perché era sede vacante e la lasciò a Brugnato. Questi sono i pezzi belli del nostro museo che vale la pena vedere e anche godere, perché dietro c'è tutta una storia. Tra le tante manifestazioni che organizziamo come Proloco in collaborazione con l'amministrazione, sicuramente la più importante è l'Infiorata, che si svolge ogni anno il giorno del Corpus Domini. È una manifestazione importantissima alla quale possono partecipare tutti, i bambini, i vecchi. E noi prepariamo un tappeto lungo tutto il percorso dove poi passerà la processione per 1 chilometro, organizzato dalle 6 contrade del paese. Un'altra festa molto importante per noi è la festa della castagnata, che svolgiamo la prima domenica di ottobre. Raccogliamo le castagne nei nostri boschi e prepariamo tutto un menù a base di castagne. Insieme alla castagnata facciamo anche la sfida della zucca. Non è da dimenticare la festa di San Bernardo, che si svolge in agosto, con la processione con i nostri Cristi della Liguria. Qui da noi si può fare rafting lungo il fiume Vara, molto bello, e che c'è proprio un gruppo, un'associazione che adesso svolge questo compito, e si può fare trekking lungo i sentieri che ci sono tracciati dal CAI che si possono fare e arrivare anche dalle altre parti della Liguria. Vi aspettiamo a Brugnato, saremo felici di ospitarvi nei nostri bed and breakfast, nei nostri alberghi, e per qualsiasi informazione andate sul sito del Comune. Mi hanno chiesto di dire qualcosa in dialetto brugnatese. Io conosco un detto brugnatese che è Brignè, demene ma non me ne pigè. Chi viene a Brignè, è il paese più bello che è. Chi viene a sta e non si può mai più scordare.
Per rivedere tutte le puntate, scoprire i nostri itinerari e le ricette di Borghi d'Italia potete visitare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana, restate in compagnia degli altri programmi di TV2000. Ciao!